Sta diventando un modello veneto da esportare nel resto d'Italia. Sono le politiche per i lavoratori in cassa integrazione a rischio licenziamento dopo la crisi delle loro aziende e quindi con la possibilità che si parli di una procedura di licenziamento collettivo. Nel 2023 sono stati una decina i casi di aziende in questa situazione, con la punta più alta 101 lavoratori per la tessitura Monti, azienda tessile trevigiana. Siamo riusciti in questi anni, diciamo così, ad affinare gli strumenti e a dare le risposte giuste. Prima di tutto la presa in carico veloce delle imprese che sono in difficoltà. Più si aspetta tempo, più la crisi diventa grave. E così abbiamo con lo strumento di GOL, che è lo strumento per la garanzia dell'occupabilità dei lavoratori, con i soldi del PNRR, preso le buone pratiche del Veneto e fatte diventare uno strumento che oggi è guardato in tutta Italia. Il modello veneto utilizza lo schema di collaborazione pubblico-privato, attribuisce un ruolo attivo ai centri per l'impiego, prevede l'obbligatorietà dell'accordo con le parti sociali, dei sindacati e dei datori di lavoro. In totale 9 i progetti avviati per 400 persone. Le abbiamo formate, abbiamo capito di che cosa avevano bisogno e questo è servito anche per attrarre investitori. L'azienda che sta guardandosi attorno e ha bisogno di fare un investimento, prima di tutto oggi chiede capitale umano. E quando hai una crisi, dall'altra parte un'azienda che sta male, con dei lavoratori con delle buone competenze, si fa l'insieme. Questa è stata la chiave di lettura che abbiamo voluto e anche un modello vincente. Il Veneto infatti è la prima regione ad aver emesso nel 2023 un avviso ufficiale per la collocazione collettiva dei lavoratori a rischio esubero ed è Veneto il primo progetto approvato nel giugno del 2023.